Torniamo nuovamente a parlare dei ritardi sulla consegna a Favara dei 56 alloggi popolari di Contrada Piana dei Peri. Questa volta ad intervenire con una nota è il locale Comitato Beni Comuni. Secondo noi, scrive il coordinatore Massimo Centineo, risulta essere illogico poter pensare che le 56 famiglie aventi diritto degli alloggi popolari possano ancora sopportare il continuo disagio delle precarie condizioni in cui tanti di loro versano, con l'aggiunta, continua la nota, che già molti hanno predisposto il relativo trasloco imballando tutto, ma che però tutt'oggi non è stato possibile fare. Dopo l'intervento dell'assessore alle politiche sociali Carmen Birone circa i ritardi dovuti all'installazione delle cabine elettriche, Centineo nella nota pone diversi quesiti, tra questi: si è già pensato all'allaccio idrico e fognario? Ed ancora, si è già pensato a predisporre le palazzine alla futura fornitura di metano? Si è già pensato a strutturare le necessarie segnaletiche stradali? Speriamo, conclude Centineo, che la cabina sia l'ultimo ostacolo e che le 56 famiglie possano al più presto vivere in quella casa da tanto tempo attesa.